Sardegna più, meglio, il movimento creato un anno fa per sostenere la candidatura di Roberto De Rio alle primarie del centro-sinistra per la carica di governatore, ieri sera ha tenuto in città un importante happening. Al centro degli incontri, con una serie di tavoli tematici su politica, economia, cultura, il futuro della Sardegna. In questa intervista Roberto De Rio spiega le finalità dell'iniziativa. Noi pensiamo che la politica si componga innanzitutto di scelte, quindi proponiamo una discussione pubblica sulle politiche e sulle scelte, le cose da fare, i problemi reali, le grandi emergenze della Sardegna. Siamo più disinteressati invece a un dibattito politico fatto solo di un confronto sui posti. Vogliamo tenere la politica sulle cose per i problemi delle persone. Quindi una politica che ostinatamente, in modo testardo, rimane sui problemi e sulla discussione pubblica, perché questa è la pratica democratica e questa è la democrazia. 3 problemi tra i tanti di cui soffre la Sardegna. Intanto c'è il problema finanziario della finanza pubblica sarda, c'è 1 miliardo e 600 milioni di fondi europei che non vengono spesi, c'è il miliardo di debito di Abbanoa e ci sono 3 miliardi e 200 milioni di bilancio della sanità regionale che devono essere bloccati, devono essere assorbiti da una nuova pratica di salute per tutti i sardi. Quindi ci sono discussioni enormi, problemi enormi. Noi non vogliamo che la Sardegna sia distratta da altre questioni che sono soltanto politica politicante e non politica per la gente. A livello politico vi collocate nell'area Renzi? Noi abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Matteo Renzi come segretario del Partito Democratico perché lui ha riconosciuto la originalità del nostro movimento. Noi non facciamo parte di una corrente renziana, noi siamo Sardegna più meglio come ingrediente, come sale del Partito Democratico, come elaboratore di idee autonomo e indipendente.